troviamo all'interno del complesso di Villa De Brandis, questa splendida dimora che nel 1984 è stata donata dall'ultima contessa al comune di San Giovanni a Natisone. Allora, per capire meglio il tutto, abbiamo avvicinato con noi Maria Paola Frattolin. Parallele a questa iniziativa delle ville aperte che sono realizzate dall'associazione Noi Cultura e Turismo, a cui appartengono 7 comuni. Capofila è il comune di Manzano e poi abbiamo Corno di Rosazzo, Butrio, Pradamano, Pavia di Udine, Premariacco. E questi comuni associati in Noi Cultura e Turismo hanno organizzato questa giornata unica di ville aperte oggi del 15 di ottobre per aprire 9 dimore storiche che sono parte private, in parte in mano alle istituzioni pubbliche, ma non sono sempre aperte al pubblico. E qui ci troviamo in una delle più belle, senza togliere nulla alle altre straordinarie dimore storiche, che fanno parte di questo consorzio ed è Villa De Brandis. Villa De Brandis prende il nome da una famiglia di origine sassone che nel 1200 arriva da noi. Siamo in epoca piena di patriarcato di Aquileia, quindi legami con la nobiltà tedesca, e De Brandis viene infatti dal tedesco sassone, anzi Brande. Quindi abbiamo dagli antichi sassoni che sono scesi come invasori e abbiamo una famiglia di grande lustro, di grande pregio, di grande attività, che oggi ci lascia questa meravigliosa villa che poi è tenuta molto bene, con grande cura dall'amministrazione. Basta guardare la meraviglia di questi lampadari che la famiglia De Brandis dona nell'84, come appena detto, attraverso Caterina, che è l'ultima erede, alla comunità, quindi all'amministrazione pubblica. E questa villa non è solo bella dal punto di vista architettonico, ha un parco di tutto rilievo, come molte di queste ville, ma soprattutto una grande collezione d'arte, una quadreria, una collezione numismatica, una collezione di porcellane. E queste porcellane, dico una curiosità, arrivano quando una erede della famiglia sposa la richiuta De Cilis, che è un nobile napoletano, e che porta le porcellane di Castelmonte, di Castel... Di Castellamare. Di che... no. Può succedere, anche i bravi sbagliano ogni tanto. Sì, ecco, e queste porcellane bisogna ricordare che nascono su ispirazione della prima porcellana in assoluto in Europa, che è quella di Meissen. E qui abbiamo una bacheca splendida di porcellane che vengono realizzate a Capodimonte, questo è il luogo giusto, e che sono davvero dei capolavori d'arte del Settecento e dell'Ottocento, in particolare il gruppo della famiglia les Gâteaux de Roi, che noi vediamo. Senta, l'importanza di queste giornate dedicate, no? Per quanto riguarda anche la sua attività, insomma, legata alla sua associazione e far conoscere a chilometro zero quella che è la cultura locale, perché molti di noi non sappiamo di avere a un tiro di schioppo, come si dice in gergo tecnico, qualcosa di particolare. Sì, infatti queste giornate volute in questo caso da Noi Cultura e Turismo sono desiderate, fatte, organizzate perché nel territorio le persone siano consapevoli di questa grande cultura, di questo grande patrimonio che noi abbiamo, attraverso quelle che sono le ville di proprietà privata o in casi come questo di Villa De Brandis di proprietà pubblica, ma che rappresentano tutta una storia di famiglie molto laboriose e che hanno dedicato al territorio non solo lavoro, ma anche collezionismo, come vediamo qui. E quindi un'attività che ancora continua, che prosegue, che noi speriamo abbia un futuro, perché deve essere ispirazione alle generazioni attuali, ma anche a quelle future.